Tra le lezioni della storia sulle quali mi è capitato di riflettere durante i 3 mesi del confinamento, vi propongo una descrizione della città di Venezia fatta da un notaio di Rialto che pubblica questo suo scritto nel 1576. Si trattava di un notaio che girava per la città di Venezia a rogare testamenti, soprattutto nelle zone di periferia della città, e le sue note mi hanno colpito moltissimo per le impressionanti somiglianze con alcune esperienze vissute nei 3 mesi del lockdown recenti, marzo, aprile e maggio 2020. Non si tratta di una proposta molto originale. Durante i 3 mesi di lockdown molti ricercatori hanno riflettuto sulle pestilenze dei secoli trascorsi e le narrazioni di Boccaccio, di Manzoni, di Camus nelle città di Venezia, di Milano, sono state delle riletture frequenti, importanti, con addirittura le riedizioni, ripubblicazioni di scritti significativi. Ma lo scritto del notaio che vi propongo mi è parso intanto praticamente sconosciuto e poi molto molto dettagliato, e per questo mi pare che valga la pena di proporvelo. In parallelo con lo scritto del notaio abbiamo anche studiato con alcuni amici che mi piace qui ringraziare, Luca Molà, Simone Rauch e Elena Svalduz, con i quali ho condiviso quasi quotidianamente le ricerche delle quali vi parlo. Abbiamo ristudiato una serie di provvedimenti, soprattutto dei provveditori alla sanità, ma di alcune magistrature della Repubblica Veneta che sono uscite nello stesso periodo. Si tratta della peste, quella di cui stiamo parlando è la peste del 1575-77, quella resa famosa dal fatto che Andrea Palladio è stato incaricato della realizzazione della chiesa del Redentore nell'isola della Giudecca, ma vale la pena di ricordare che per voto per la fine della peste anche in altri stati italiani si sono costruite chiese importanti da parte di architetti molto noti, per esempio della Mostro, la chiesa del Redentore, e per esempio nello Stato di Milano il Tempio di San Sebastiano, su incarico dato a Pellegrino Tibaldi, architetto di fiducia del vescovo Carlo Borromeo, poi diventato San Carlo, per obbedire a un voto del governatore della città di Milano in relazione alla peste di quell'anno. Altre chiese sono state costruite anche a Pavia e altrove nello Stato di Milano. Torniamo a Rocco Benedetti. Rocco Benedetti era appunto un notaio che rogava testamenti e che girando per la città la descrive minuziosamente. Quali sono i punti salienti del suo racconto? Primo, il contagio si avvicina, viene dall'esterno. Questo è il frontespizio del libro di cui sto parlando, libro che è stato pubblicato prima ad Urbino e poi a Bologna e che abbiamo anche in 2 versioni manoscritte, l'una nella Biblioteca Civica di Verona, l'altra al Museo Correr. Dico che questa bella città, che sempre fu cortese albergo delle genti di tutto il mondo e che dopo aver subito altre disgrazie, tra le quali un'acqua alta eccezionale, vede l'emergere della peste e l'arrivo dall'esterno, dai confini esterni del territorio veneto, del contagio. Nacque una gara fra i medici, fra gli esperti, e in particolare l'eccellenza dello studio di Padova, dell'Università di Padova, è qualcosa che viene richiamata con molta precisione. E poi i confini dello Stato Veneto, ma anche i confini all'interno dello Stato Veneto, quello che oggi chiameremmo le zone rosse, e perfino le certificazioni, le autocertificazioni diremmo oggi, la necessità di non allontanarsi da casa, non più di 200 metri da casa, ma sicuramente quasi. Per esempio né adulti né bambini possono allontanarsi dalla loro contrada. Quando ci si rende conto che il contagio è più forte nei sestieri al di qua del Canal Grande che al di là dello stesso, viene chiuso il ponte di Rialto e chi ha proprio bisogno di passare il ponte deve presentarsi con una certificazione in tasca. Le botteghe serrate, la difficoltà di trovare una serie di di prodotti necessari alla vita quotidiana, la solidarietà, necessaria solidarietà perché la peste colpisce tutti, ricchi e poveri, la crisi economica,
e il fare ricorso a una sorta di reddito di emergenza. Questo è il frontespizio dello scritto di Rocco Benedetti pubblicato. Alcuni ricchi di volontà propria sostentano i poveri. Nel frattempo viene emanato per esempio dallo Stato di Milano un bando per evitare che cittadini del territorio veneto, della Repubblica Veneta, possano entrare nello Stato di Milano, ma questo avviene anche nei confronti di antichi stati italiani. Nel periodo di sequestrazione furono istituiti 3 senatori sopra le vettovaglie che si incaricano di provvedere al sostentamento dei poveri. La malattia colpisce tutti, ricchi e poveri, e quindi occorre fare provvigioni. Addirittura potremmo parlare di una tassa patrimoniale, nel senso che chi detiene dei proventi d'affitto per case o botteghe è tenuto a versare una tassa particolare per il sostentamento dei poveri. Ma quello che mi ha colpito più di tutti è la descrizione della città sgombra di genti, la città deserta. Sì, gran città, celebre in tutto il mondo per i suoi traffici, improvvisamente è deserta. Le piazze erano sgombre di genti, per le vie si camminava senza che alcuno urtasse l'altro, una sorta di tentativo di evitare il prossimo quando si cammina nelle calli. Tutto è silenzio, non si sente un suono, né suoni né canti né altri dilettevoli intrattenimenti per strade e canali. Queste sono le 2 foto. Credo che tutti voi abbiate ricevuto nei vostri telefonini, ma la cosa è circolata in tutte le televisioni del mondo, delle visioni di Venezia completamente vuota, cosa che ha colpito sicuramente moltissimo i visitatori stranieri, ma anche la città. L'attesa del picco. A un passo del picco, dopo che la peste è corsa di qua e di là, stava per giungere al colmo e avrebbe forse perso le forze del suo furore. Chi è questo Rocco Benedetti? Un notaio che svolse la sua attività a Venezia fra il 1556 e il 1582. La sua clientela aveva una natura cosmopolita ed era formata in buona parte da grandi mercanti internazionali, ma anche da intellettuali, professionisti, artisti e artigiani. I Nuovi Avvisi, il libretto di cui stiamo parlando, è stato pubblicato nel 1576. Vorrei fare riferimento, oltre che alla città vuota, alla città densa di traffico. Che cosa succedeva subito prima del lockdown? Proprio quegli stessi luoghi che vedete, che abbiamo visto nelle immagini vuote, sono quelle che erano più densamente trafficate in gennaio del 2020, cioè subito prima del lockdown. Io credo che la città vuota e i buoni propositi meritino la nostra attenzione. In questo senso l'avvio della Polifora, di questa iniziativa dell'Istituto Veneto, mi pare un luogo adatto per riflettere un po' su Venezia, lo sguardo dei cittadini stupiti e increduli di fronte da un lato alla crisi economica, dall'altro però alla possibilità apparente almeno di riappropriazione possibile della città. Tanto che i cittadini hanno appunto cominciato a porsi il problema dell'overtourism che aveva caratterizzato la vita quotidiana degli ultimi anni. Le manifestazioni di piazza del 1 giugno 2020 e del 13 giugno successivo, che hanno posto il problema della necessità di pensare al turismo di massa, che aveva sicuramente la monocultura turistica, che aveva sicuramente arricchito alcuni, ma impoverito la qualità della vita dei cittadini, è una esperienza per la quale Venezia è considerata un punto di riferimento nel mondo intero ed è un'esperienza rispetto alla quale Venezia è un emblema anche dell'esperienza urbana di altre città del XXI secolo. Occorre preoccuparsi di governare gli aspetti demografici, residenziali, produttivi, ripensando alla storia. Nella peste del 1575 Venezia ha perso 1/3 della sua popolazione, 50.000 abitanti su 150.000 in totale, ma si è preoccupata di approvare dei provvedimenti perché persone venute dall'entroterra potessero ottenere il diritto di cittadinanza e quindi iscriversi alle corporazioni di arte e mestieri e quindi lavorare a Venezia. E nel giro di 2 anni la città è stata ripopolata. Oggi le cose sono molto più complicate, ma io credo che il problema della residenza, il problema del lavoro, il problema dei servizi
senza la masse dei turisti che li hanno sostenuti negli ultimi anni, trasporti pubblici, ospedali, musei, siano problemi che dobbiamo porci e che del resto in un'adunanza prima della pandemia l'Istituto Veneto aveva posto come uno dei temi per un gruppo di lavoro transdisciplinare che avrebbe potuto porre il problema di Venezia.